Un tremendo acquazzone si è abbattuto sopra Chioggia, Sottomarina e le frazioni dalle 12:30 fin dopo le ore 14 di oggi. Ampiamente messa in conto dalle previsioni meteo, la pioggia torrenziale ha colpito tutta la città. A Borgo San Giovanni galleggiano i bidoni per le strade del quartiere Don Minzoni. Strada Madonna Marina è andata sotto e così le laterali via Acaccia e la parte interna di via Schiavo. Disagi anche all'ospedale, al sottopassaggio di Ridotto Madonna e di nuovo al Duomo di Chioggia, il cui pavimento era stato già sommerso lo scorso weekend anche per via di precedenti lavori male eseguiti. L'acqua ha invaso anche via Vespucci a Sottomarina e alcune zone di Isola Verde. Questa mattina il prodromo, con un accenno di tromba d'aria visibile da Isola Verde attorno alle ore 9:40. La Regione Veneto intanto ha diramato un'allerta meteo per vento forte di tramontana, destinato a scatenarsi nel tardo pomeriggio, in serata e la prossima notte. La protezione civile è arruolata e operativa almeno fino all'alba di lunedì. Borgo San Giovanni, quartiere Don Minzoni, tutto allagato. Da chiamare la protezione civile. Mamma, i bidoni amo. Galleggiano i bidoni della spazzatura. Tra poco saranno in mezzo alla strada. Guarda.